gran bisogno di sedi sociali. Quindi l'invito da questo palco è rivolto al Comune di Treviso, ma anche alle altre amministrazioni, di farsi carico di mettere a disposizione spazi al mondo del volontariato per svolgere le loro attività. È un appello diretto alle istituzioni, quello che parte dalla Loggia dei Cavalieri in occasione del Ponte della Bontà 2023, come sempre voluto, organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano. Anteas è tra i premiati e Alberto Franceschini, che ne è il presidente, oltre a parlare di spazi, lancia anche un messaggio ai pensionati. Fare dell'attività dopo i 65 anni non fa che bene e mantiene in vita meglio tutti quelli che in qualche modo la fanno. Rimanere a casa in qualche modo ad aspettare i tempi che non si sanno quando verranno non ci pare la scelta migliore. Occuparsi degli altri, del resto, è una missione, come dimostrano i volti e le storie anche degli altri premiati, l'Associazione Volontari Ospedalieri, attiva ormai da 30 anni, l'Onlus Il Tuo Sorriso di Villorba, che si occupa di disabilità e non solo, ma anche 9 ragazzi dell'Istituto Vesta, indirizzo sociale, che sono entrati nella pediatria del Cafoncello per portare allegria e musica ai piccoli degenti, accanto alla rete delle mamme di Madama Dorè, un'esperienza che ha toccato nel profondo. Innanzitutto voglio ringraziare le nostre insegnanti di Madama Dorè e vorrei anche ringraziare la mia insegnante Katia Meneguz, nuove emozioni, scusate. Giovani che rendono orgogliosi accanto alle tante scolaresche di scuole elementari e medie che si sono cimentate e distinte nei concorsi di prosa e di poesia con tema le emozioni e il loro arrivo inaspettato. Come abbiamo visto nella giornata di oggi, abbiamo premiato persone di una certa età, ma un gruppo di giovani che ci dà tantissima speranza per il futuro e che siano di esempio per tutti. Diciamo che dopo il Covid le persone sono diventate più sensibili per affrontare certe problematiche, di conseguenza abbiamo tanti giovani che partecipano a delle imprese, diciamo, difficili, perché seguire i malati non è facile. E a proposito di bontà, un pensiero va alle penne nere impegnate nella Romagna alluvionata. Ho voluto ringraziare oggi gli alpini che non sono qui presenti perché sono ad aiutare le popolazioni che sono state vittime di queste esondazioni in Emilia Romagna, e quindi voglio veramente ringraziarli per quello che fanno.